Buongiorno a tutti e ben trovati. La grande festa di Sapori di comunità. Io sono in compagnia del sindaco Umberto Oppus, sta diretta per raccontare anche a una giornata davvero da vivere e soprattutto mi aspetto e ci aspettiamo il suo benvenuto. Beh, un benvenuto sicuramente a tutti di cuore, perché per noi l'ospitalità è l'aspetto più importante della comunità di Mandas. Secondo Saporis Antigus quest'anno è speciale perché è il 10° anno che questa manifestazione si ripete e cresce di anno in anno grazie alle tante persone presenti che dalla prima tappa di Giorgei all'ultima di Nurri, che sarà sabato prossimo, accompagnano questa bella festa che, lo ricordo, è l'esaltazione delle nostre comunità, dei loro valori, delle loro perle, gioie come sono la gastronomia, le tradizioni, i centri storici che noi oggi mettiamo in mostra e speriamo che la gente apprezzi. Sono davvero tanti gli ospiti che sono dati appuntamento in questa giornata qui a Mandas. Io vorrei salutare prima di tutto l'assessore del turismo Gianni Chessa. Quando si sta insieme e i territori si uniscono, la forza della nostra cultura, della nostra storia, delle nostre tradizioni riesce ad offrire a mandare un messaggio davvero importante. Grazie, buongiorno a tutti e a coloro che ci ascoltano. Benvenuti in Sardegna simpaticamente. Però è importante che queste iniziative, i Saporis Antigus e non solo, servono a conoscere a noi sardi la vera Sardegna, quella autentica, e raccontarla, portarla nel mondo per poi portare il mondo in Sardegna. Lo dirò sempre. Stanno aumentando le presenze turistiche, abbiamo 3 milioni di presenze turistiche in più di tutti i tempi. 3 milioni, vuol dire che qualcosa sta funzionando. Allora far sistema da buoni sardi, mettere a disposizione l'accoglienza che è riconosciuta da tutti, l'accoglienza dei sardi, l'ospitalità, sono i temi importanti. Saporis Antigus è questo, raccontare la storia identitaria, millenaria e raccontare quello che sono i sardi. Forza Varis. Assessore, approfitto della sua presenza anche per gli eventi che sono in questo anno e soprattutto con la sua guida, Isola dello Sport, ma non solo. Assolutamente. Oggi abbiamo più offerte di turismi, non di turismo. Ve l'ho detto prima, ho ampliato l'offerta turistica, abbiamo offerto più forme di turismi, quello del turismo sportivo forse è quello più acclamato, sono eventi mondiali, nessuno in Europa detiene 43 eventi internazionali. La Sardegna è l'unica regione in Europa che detiene questi eventi e con l'assestamento di bilancio di questi giorni il 2024 da 43 eventi li porteremo a circa 100. Pensate cos'è. Ma abbiamo 237 iniziative, tra cui il folk, la nostra storia identitaria millenaria, il turismo esperienziale, il turismo archeologico, di iniziative. E andremo a circa 350-400. Ecco, dare un'offerta turistica a noi sardi, siamo turisti della nostra isola e soprattutto facciamo diventare con l'ospitalità e i servizi una Sardegna che possa vivere tutto l'anno, perché il sogno è questo, andare oltre il mare e non solo mare. Dobbiamo valorizzare l'interno, è un dovere morale, è un dovere dei sardi per dare ai nostri figli l'opportunità di vivere in Sardegna e non di immigrare come hanno fatto altri. Quindi questo è il mio, questa è la mia idea di Sardegna. I figli devono tornare a casa e stare in Sardegna, altrimenti diventiamo pochi. Un messaggio importante è che ovviamente Umberto accende i riflettori sulla nostra isola, che le offre un respiro e soprattutto porta tantissime persone qua in Sardegna. Abbiamo tanti ospiti, se mi consenti e in qualche modo cedi la fascia da sindaco, abbiamo un collega davvero illustre, lo vuoi presentare tu? Anche perché aspetta, ti anticipo. Dobbiamo avvisare tutti che Valeria Marini è arrivata, Giuca Scasella sta per arrivare, perché sono tutti preoccupati, sono venuti da noi a chiederci a quale punto della nostra manifestazione si alterneranno e avranno la possibilità di vedersi. Beh, intanto tra le persone tra presenti abbiamo avuto l'onore di avere stamattina l'inaugurazione con l'ambasciatore del Messico in Italia, Sua Eccellenza Carlos Garcia de Alba. Poi non voglio mettere in secondo piano un illustre collega
di Sgraffingio, perché conoscete tutti su Scraffi che ormai vado fatto in moda, e oggi è inaugurato le Sgraffingia delle prime edizioni mondiali. Andrea Marini sta per arrivare, sta uscendo adesso dalla parte alta del paese, Giulia Scasella, Giuliano Marongiu, Roberto Tangiano, Peppino Bande, tantissimi amici che ci stanno raggiungendo per una giornata che non è sulla Sardegna, è la Sardegna che si riunisce per raccontare la sua essenza, i Saboris Antigus. Ben trovato anche a lei. Io farei un applauso da parte di tutte le persone che sono qua nei dintorni della nostra postazione, ma soprattutto alle tantissime persone che sono arrivate oggi a Mandas. So che vuole fare un saluto come primo cittadino. Allora ringrazio tutti, ringrazio in primo luogo Umberto, Giuliano e per la parte che gli spetta, signor Chessa nonché Gianni, perché noi vorremmo portare anche l'aspetto della cultura che abbiamo noi a Sgraffingio, la cultura del farci ospitare. Noi andiamo dappertutto, Pappauso a Scrocca, beviamo, poi quando ce ne andiamo, se li vediamo li salutiamo, perché no se ne è andato, non è che devo salutare tutti. Poi noi abbiamo fatto un progetto, appunto il signor Gianni Chessa, l'assessore Chessa stava dicendo far riportare i figli. E noi abbiamo ampliato, siamo passati da 1000 abitanti a 1930 abitanti, riportando i figli illegittimi di quelli che abitavano a Sgraffingio. Perché molti di Sgraffingio quando vanno all'università vanno, frequentano, entrano e se ne vanno. Quindi grazie, volete applaudire? Quindi noi stiamo dando un reddito di rientranza a chi rientra a Sgraffingio di questi figli illegittimi, figli del peccato. Li battezziamo, Don Gigi li battezza, poi non è che possono entrare ai figli su de. E quindi cosa li battezziamo e abbiamo aumentato, Giuliano non me ne voglia, abbiamo aumentato la popolazione di 900 unità. Guardi, questo è un dato di fatto. Cioè, Filus deno babbo, della mamma e de 100 babbos. Lei non la sapevo, neanche io. Vabbè. E quindi noi con questi invito tutti i comuni della Sardegna a far rientrare i figli legittimi. Con i figli illegittimi aumenteremo la popolazione e non si spopoleranno i paesi come i nostri. Grazie, Dio vi benedica. Grazie. Sindaco, ho visto il dottor Marongiu impeccabile, però l'ho visto un pochino scomposto nell'ascoltare il suo discorso. Vuole fare al dottor Marongiu una domanda? Certo. Allora, dottor Marongiu, non so se lei ha studiato fuori. Vuole sapere se ho qualche figlio da far rientrare? Oppure ci doveva entrare, capito? Cioè, o una direzione o nell'altra. Glielo dirò dopo nell'orecchio, perché sa queste cose non si dicono ad alta voce. Si fanno, ma si tacciono. Lei è una persona astuta, signor Marongiu. Chissà quanti piccoli Giuliano ci sono in Danimarca. Ma le dirò che io ho intenzione stasera di fare un concepimento qui a Mandas. Sì. E sapete perché lo posso dire dopo 2000 anni e con l'avvento del Natale alle porte, si verificherà per la seconda volta con la signora Benedetta Birdi, come si chiama quella lì? Birdi, che sarà sul palco con noi centrale. Intanto il sindaco, non so se incontrerà Valeria, succederanno tante cose. Giuca Scasella probabilmente ipnotizzerà Don Gigi, però sicuramente Benedetta avrà modo di frequentare Giuliano Marongiu. Vediamo, ci abbiamo provato ad Arezzo e non ci siamo riusciti, magari a Mandas. Scherzi a parte, posso dire una cosa? C'è tanta gente qua intorno a noi, ce n'è tanta ovunque in questo paese meraviglioso. Saboris Antigus, ne parlavamo prima con l'assessore Chessa, è diventato uno di quegli appuntamenti che ha trovato strada facendo un accento di qualità. Ma perché? Perché chi ci crede, chi ci investe, ma ci siete soprattutto voi che la frequentate, che con la vostra animazione, con la vostra presenza fate in modo che questi siano davvero luoghi di incontro e di bellezza. Quindi noi vi diamo appuntamento alle ore 16 nel palco centrale con tantissimi artisti. Lei tornerà oppure manderà Benedetta? Cosa farà?
Io mando Don Gigi per la parte religiosa, mentre per la parte un po' cool e un po' aria, Benedetta Birdi, capito? Che lei è... Comunque volevo fare un annuncio, io sono stato in Danimarca e ho visto questo bambino biondino così, che lo vedevo nella strada e cantava Saluna in costume est in colore rosa da Paragusto e Fili Giuliano, sicuramente. Io spero che il sindaco di Mandas, Umberto, faccia subito un protocollo di estradizione per Alessandro Pili e per tutti quelli che si porta dietro. Ma noi, prima di mandarlo via, gli facciamo un bel applauso perché se lo merita. Rubi. Grazie Marongiu, ad Alessandro Pili, il nostro sindaco di Scaffingio. Assessore, ne approfitto della sua presenza perché lei ha la possibilità poi di venire a vedere tutti gli eventi, lo ritroviamo nei vari paesi, perché è quello che poi racconta a modo di viverlo soprattutto. E oggi a Mandas che cosa ha ritrovato? Ho ritrovato quello che è l'idea della mia Sardegna, la storia identitaria, l'enogastronomia, quello che vogliono i turisti, folklore, tradizioni. Io sono molto legato alle tradizioni, ecco, e non dobbiamo vergognarci. Queste sono le nostre tradizioni, questi sono i sardi, a testa alta, fieri di esserlo e di viverci. Questo ho trovato qui a Savoia. E quindi sono lieto che come da assessore ho messo delle risorse per migliorare la qualità di queste bellissime feste di Savoia Antico nei 9 comuni della Trecenta. Dobbiamo migliorare la qualità per la proposta turistica, ma fieri di essere sardi e delle nostre tradizioni. Fieri e orgogliosi delle nostre tradizioni, un grazie all'assessore del turismo Gianni Chessa per la sua presenza. Le nostre telecamere non so se possono indugiare sulle persone che sono qua in questa piazza in questo momento. Eri al telefono con Valeria Marini? Fra 10 minuti è qui. Quindi la portiamo qua nel nostro salotto. A proposito, Giuliano, sai che questa mattina abbiamo fatto un giro con le nostre telecamere, se la nostra regia ci dà il contributo, c'è l'inaugurazione dei Saboris Antigus a Mandas da parte del sindaco di Scaffingio. Quindi lo guardiamo insieme. Inaugurazione ufficiale di Saboris Antigus a Mandas, un grande evento, una grande festa che viene inaugurata, Umberto, in modo speciale. Noi abbiamo un sindaco illustre, forse il più importante che abbiamo in Sardegna, il sindaco del Scaffingio, quindi ha dato il via a questa manifestazione alla presenza di ospiti illustri come per esempio l'ambasciatore del Messico in Italia, Carlos García de Alba. Una grande festa, come abbiamo detto, che unisce i sapori, unisce la cultura, unisce le tradizioni di Mandas. Ma come nasce poi l'idea di coinvolgere diversi ospiti che qua si danno appuntamento e ovviamente danno lustro anche alla vostra comunità? Beh, questa è la festa del decennale di Saboris Antigus, non poteva che essere una festa in tutti i sensi, con ospiti, con espositori, con tradizioni, con costumi, con spettacoli che danno un lustro del decennale. Umberto Oppus su questo circuito ci ha messo la firma anni fa. Oggi che cosa si sente di dire in merito a questo? L'abbiamo ideata, pensata e voluta 10 anni fa. Dopo 10 anni possiamo essere soddisfatti grazie alla gente che continua a darci non solo un sostegno forte, ma ci aiuta a farla crescere anno dopo anno. Ci ascoltiamo il discorso del sindaco di Scaffingio e poi ci ritroviamo. Una manifestazione simile a questa l'altro giorno fuori data abbiamo fatto Sasagra del Sud di Cocco. Il sindaco di Scaffingio che si affaccia e saluta tutti i presenti, l'ho vista emozionata. Sì, perché obiettivamente è la prima volta che ho fatto l'Angelus. Ci mancherebbe. È stato molto emozionante nel momento in cui ho dato la benedizione finale. Ho detto, la benedizione finale era così, andate... Sì, questa è la benedizione. No, veramente contento di questa cosa. Ci dispiace che ci ha lasciato Gianni Chessa, l'assessore. Ricordo anche che la messa del mese la facciamo a gennaio. Il 10 gennaio, dopo l'Epifania, che tutte le peste si porta via, ci sarà la messa in onore di Gianni Chessa per la parte che gli spetta. Stiamo anche raccogliendo i soldi, stiamo raccogliendo 55 euro per i fiori, se volete contribuire li potete appoggiare qui. Fiori di Gianni, li facciamo una corona, sale il limone, capito? Cos'è? Una corona sale il limone. Lei non è bevitore, è vero? No. Questa birra messicana, siccome in onore oggi c'è in giro l'ambasciatore messicano,
Quindi c'è la Corona che è una birra, una cerveza, si mette il limone dentro, la bottiglia e il sale al lato. E poi si buffa, come si buffa da Sicchinusa, comprendi? Non è... La stiamo vedendo mentre saluti l'assessore del turismo, praticamente i padroni di casa oggi. Io sono mandarese da sempre, acquisito, perché io importavo i cavalli che loro scodavano, capito? Perché si dice, non so, c'è qualcuno di Mandas qui? Vero? Mandaresus... Ah? Ah, mandarese, no. La mamma è di Mandas sua. Ecco qui, il signore l'ha detto, mandaresus coaguado, perché... Era usanza, ma questa è una cosa storica, è vero, perché nelle battaglie mandaresi cosa facevano? Di notte andavano dagli avversari e tagliavano la coda agli equini degli avversari. E cosa succedeva? Gli equini degli avversari senza coda non potevano scudi sa mosca, quindi la mosca cavallina li pizzicava e i mandaresi, disgraziati, vincevano la battaglia, capito la situazione? Ecco, però noi non ci ha preoccupato, in giro sconta tra cose. Particolarmente informato il sindaco di Scaffingio su tutti questi aspetti che riguardano i... Tra l'altro l'ho sentita con uno slang particolare oggi. Certo, perché oggi, ritornando, il cavallo di battaglia di questa Saboris Antigus è Aishiri. 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 No, così, Aishiri. Aishiri, cosa vuol dire? È uno slang mandare di Mandas, vero? No, signore. Allora, scusate, adesso impallo le telecamere. Mi può dire Aishiri di Mandas lì? Aishiri. Ecco qua. Aishiri, capito? Scusate se ho impallato le telecamere, però se si paga a suo gusto, non è che E quindi questo è lo slogan di questa manifestazione. Saboris Antigus a Mandas, Aishiri. Riesci? Siamo certi di questo, tra poco arriverà qui con noi, però il programma è davvero ricco perché nella piazza poi dove è stato allestito il palco saranno diversi, gli avranno modo di raccontare questa Sardegna anche in musica. Sì, abbiamo voluto chiamare l'evento Sardegna in Festa con tanti ospiti che si alterneranno, quindi c'è stata questa apertura perché abbiamo voluto sottolineare Mandas, luogo dell'ospitalità. Quindi abbiamo attraversato ovviamente la Tregenta, il territorio, con tutti gli appuntamenti che hanno preceduto Mandas e poi si chiuderà con Nurri la prossima settimana. E in questa giornata abbiamo una madrina d'eccezione che è Valeria Marini che sta per arrivare qua, quindi pochi secondi e sarà vicino al sindaco di Scaffingio. Credo che forse non rimarrà più tardi perché tu me la demotiverai. Fai da bravo, Fai da bravo. Faccia bravo. Sì, bravo. No, io gli darò il benvenuto tra le balle a Valeria. Certo, qua. Poi avremo Giuca Scasella e sarà un momento molto particolare perché coinvolgerà proprio tutti quelli che ci saranno, perché sapete che c'è il numero delle mani legate, quindi quello è proprio l'apertura di uno show che credo ci sorprenderà. E poi c'è Incantos, ci sono tanti artisti, ci sono ospiti d'onore. E come vi ho detto ci sarà soprattutto questo incontro speciale perché è da qualche giorno che Benedetta Birdi o Birde? Birdi è gelosa perché la presenza di Valeria la sta un pochino innervosendo perché fino adesso lei è stata la regina in Sardegna e da oggi questo incontro non so chi lo vincerà, ecco, tra le due. Vedremo. Avere pazienza e aspettare per vedere questo incontro perché secondo me qualcosa si concepisce in tal senso. Qualcosa si concepisce, quindi dalle ore 16 la piazza adiacente, ho visto già un palco, ho visto tutto pronto, ho visto anche Andrea Vadilonga con le sue produzioni artistiche che sta mettendo in riga tutti. Spero venga anche Enrico a farci il suo momento di riflessione, insomma sarà pieno di artisti e di tanta gente. Lei può dire quello che vuole, faccia l'invito a chi non è ancora a Mandas e deve arrivare. Amici che non siete a Mandas, tutte le strade portano a Mandas, quindi mi raccomando venite perché c'è da mangiare e paga Giuliano oggi, quindi tutto gratis, va bene? Va bene. Tra l'altro qua abbiamo il menù. Le hanno mai detto che lei è un bel ragazzo? L'ha detto ad Arizzo, mi ha fatto uno scherzo di cui non si dovranno mai più ripetere, però oggi c'è Giuca Scasella
Gliel'hanno detto? E lo sa che vuole catalizzarla? Mi vuole Catalizzarla. Ah, mi vuole catalizzare lui a me. Beh, devo capire. Valle, no, io ringrazio Giuca Scasella, è un amico, lui ha imparato a sconfiggere e ipnotizzare la gente, capito? Sì, a debito, subito ipnotizzare, capito? Lui lo pagavamo a tipo quando, come, capito? E in base a quello che ipnotizzava lo pagavamo. Che c'è? Ah, pensavo stessero dicendo a me, scusa, pensavo c'è. E quindi ha imparato a sconfiggere e poi ha divulgato questo sapere in tutto il mondo e lo ringraziamo per quello che ha fatto, poi ipnotizzando i saggenti, sesti scraffio e ha di guadagnare. Grazie. Sgraffingio al centro del mondo, quindi non c'è nulla da fare. Benedetta Virde quindi arriverà, bacerà tutti, ma magari Giuliano si presenterà ancora una volta con la mascherina ad Arizzo e vedremo se magari Valeria Marini sarà la vittima di quest'amore. Sarà lei. Lei ha già dato, io ho già dato, grazie. Quando il giazzo è fatto, la strada è spianata. Quindi, signor Maggio, non me ne voglia, ma oggi, signor Tangiano, gli faremo provare San Mediana pipì ad Escraffingio. Oppure veti sa pipì ad Escraffingio. Cosa ne pensa? Rimango sulla Fiudedda, che va molto meglio. Abbiamo già Voglio fare un applauso a Roberto Tangiano, che è un bravo ragazzo, un ragazzo che si è fatto con 3 canne. E le passo il microfono. Perché siamo passati da una mediana pipì a una Fiudedda con un spigna in look che va alla grande, siamo a posto. Stiamo aspettando sempre Valeria Marini, quindi cercheremo. Quando faceva Biberon al bagaglino, si è sempre fatto aspettare, capito? Quindi giustamente non poteva aspettare 10 minuti. Tanto L'importante è sindaco che non iniziano a girare, perché altrimenti poi si perde un po' di tempo. ci girano se non arriva subito la ragazza, la donna. Arriva. Giuliano, tu sei un amico ovviamente di Mandas, di tutta questa comunità, fai spesso tappa in questo centro. Vuoi porgere un saluto agli abitanti di Mandas che ancora una volta ti hanno accolto e ti accoglieranno nel miglior modo possibile? Sì, ma credo che quello che io ho da dire è quello che tutti pensano, che questa è una comunità viva, attiva, che progetta, che programma iniziative culturali, eventi, che poi scolpisce proprio nelle sue mura quello che è un passato che ritorna e che c'è sempre stato, ma che vive di questa opera di valorizzazione costante che questa comunità riesce sempre a porre in essere. Sarebbe bello, nell'attesa di, ci stiamo quasi, nell'attesa di che il sindaco di Sgraffingiu, che è il nostro gradito ospite, magari facesse anche qualche domanda a qualcuno del pubblico. Giochiamo un po' in emergenza con le telecamere, ma non importa, perché mi piacerebbe coinvolgerli. Lei è d'accordo? Facciamo così, mentre la nostra regia si organizza per seguire il sindaco, abbiamo intervistato, sindaco, i giovani di Mandas che si sono organizzati con una bella associazione, che stanno proponendo poi a visitatori e turisti i prodotti della tradizione locale. Quindi la nostra regia ci manda in onda questo contributo e poi il sindaco di Sgraffingio che avrà modo di intervistare i suoi paesani. No, il loro. Umberto, giovani di Mandas che sono ovviamente protagonisti dell'evento. Grandi protagonisti, il presidente Riccardo, Giorgia, Florenza sono l'esempio di come sta andando tutto bene qua a Mandas. E questo è davvero un esempio molto bello. Giorgia, ben trovata. Chi è Giorgia delle due? E tu sei? Tu sei Francesca. Che cosa sta avvenendo qua? Allora, anche quest'anno, come anche gli anni precedenti, abbiamo deciso di organizzare con l'associazione, noi diciamo una parada, per appunto non solo valorizzare il nostro paese, ma anche per insomma stare tutti insieme e passare una giornata diversa, rendendo anche omaggio e lustro al nostro paese. E poi ci sono anche prodotti che riguardano la tradizione di Mandas. Assolutamente sì. Qua potete vedere le panadine, la salsiccia di Mandas e il formaggio ducale, come lo chiamiamo noi.
Non poteva assolutamente mancare il formaggio ducale che tra l'altro ha ricevuto un prestigioso riconoscimento. Il primo premio del Gambero Rosso, il secondo premio è il CISO Award nel mondo. Su 5.108 formaggi, quello di Manda è arrivato secondo, assoluto. Un paese che produce eccellenze. Abbiamo anche il presidente di questa associazione di giovani. Ti passo davanti Umberto. Che cosa vuoi raccontare e soprattutto che cosa raccontate alle persone che vengono qua a Mandas? Qual è la forza secondo te del vostro paese? Comunque siamo un paese unito, siamo tanti ragazzi che comunque vanno d'accordo tutti insieme e insieme abbiamo deciso di formare un'associazione per il paese. E questo penso che sia davvero un obiettivo molto bello e soprattutto la voglia di ritrovarsi, di unirsi e di valorizzare le tradizioni del proprio paese. Quindi grazie e in bocca al lupo a tutti voi. Grazie. Eccoci qua, sempre in diretta da Mandas per... Cosa stava facendo? Che l'ho vista... Me lo stavo mettendo in tasca. Ah, cosa? Il telefonino è Ingombrante. ingombrante. L'ho vista... E non l'ho vista perché, sa... Bravo, bravo. Allora, se mi possono seguire io intervisterei qualche persona. Dove sono i sindaci? Allora, facciamo entrare i colleghi sindaci. Il sindaco di Laconi, ho visto Salvatore Argiolas, poi ho visto Terenzio Schiru, il sindaco di Gesico. Se ce la fate entrare, qui abbiamo balle anche per voi. Quindi, ok. Perfetto. Ok. Allora, io se mi segue la telecamera inizierei le interviste al popolo di Mandas e partirei con questo che c'ha il baffo da brigadiere, però lei è? Luigi. Luigi? Da Bene, bene. E allora vi ringrazio. Ha visti noi due a Utta. Ah, bene, bene. Abbiamo la foto assieme col signore, ma in carcere? No. No. Mi saluta Giacomo Porco, il sindaco di Utta. Il sindaco di Utta, salutate il collega che lui è stato votato, io no. Però vorrei salutare, ci sono degli Paola Casula, può venire qui per cortesia, la sindaca di Mandas. Ah, Terenzio, ecco qui. Terenzio, fate un applauso al sindaco di Gesico, Terenzio Schiro, si accomoda. Ah? Il sindaco di Mandas. No, io ho detto il sindaco, ma lui è di Gesico. In una balla, si scelga la balla che preferisce. Allora, poi abbiamo la sindaca. Paola, vieni. Venga qui, abbiamo anche la sindaca. Tanto voi. Allora, bisogna... Tanto lei... Come è stato prima di tutto? Benissimo, benissimo. Benvenuta. Cosa? Tipo il limbo? Il limbo. Dai, sa. Facili. Ai sciri. Conviene fare il giro. Bentrovata anche a lei, che tra l'altro ci ha ospitato solo una settimana fa nel suo paese. Abbiamo avuto modo di immergerci in un trasporto di tantissime persone che si sono date appuntamento a Guasila. Noi invece l'abbiamo raccontata attraverso la musica in uno scenario davvero unico e suggestivo. Quindi benvenuta a Mandas. Grazie, sì, a distanza di una settimana ci ritroviamo. Spero che siate stati bene a Guasila, noi lo siamo stati e anche oggi con Saboris Antigus siamo quasi arrivati all'ultima, cioè oggi è la penultima tappa, quindi chiudiamo un bel ciclo di eventi e di promozione del nostro territorio. E questo è un messaggio davvero molto importante. Sindaco, so che ci teneva alla collega una domanda. La vedo proprio attiva oggi. Di essi. Allora, le volevo chiedere una cosa molto particolare. Mi ha fatto veramente piacere essere stato partecipe anche a Guasila, perché io ero invitato a Guasila all'8, però purtroppo loro, siccome non avevano voglia di avere un sindaco scomodo, hanno fatto finta di metterlo nell'alerta meteo e l'hanno spostato a domenica per non avere a me. Vero? Dica la verità che è per quello. La verità, questo è il periodo di campagna elettorale, non potevamo competere, quindi abbiamo fatto in modo che ci fosse solo un sindaco. E nella fattispecie una sindaca. Grazie veramente per avermi coinvolto, grazie veramente. Facciamo un applauso
forse l'unica sindaca donna non della Trecenta, giusto? C'è anche Carmela, di dove? Brava, però cioè, tra Ortacesu si mette sempre in mezzo, Ortacesu sta a Ortacesu. Mi hanno giocato la piazza Ortacesu e va bene, comunque viva anche Ortacesu per la parte che gli spetta. Comunque io passerei la parola anche al sindaco di Gesico perché tra Nosizzigo e Urressatru fate anche altra cosa, Gesico. Beh, tu lo sai benissimo perché l'anno scorso sei venuto da noi e ogni tanto hai fatto qualche battutina sulle lumache. Certo. No, niente. Allora, qui a Mandas noi siamo di casa, siamo a pochi chilometri, quindi volevo innanzitutto complimentarmi per l'organizzazione, per come sta procedendo la giornata, ma soprattutto l'iniziativa Saboris Antigus è un'iniziativa che funziona, la comicità ci sta per forza, quindi le battute fanno parte della quotidianità e quindi tu da trecentese sai benissimo quali sono gli argomenti da trattare. Comunque sicuramente la giornata non finisce qui, ma avremo altre occasioni, no? Anche per fare qualche altra battuta. Grazie comunque a tutti e grazie Francesco. Io ridarei il microfono anche al vero conduttore di questo salottino. Siamo tutti conduttori oggi. Comunque mi hanno detto una cosa, elezioni regionali alle porte, qualcuno, lei è candidato? Possiamo promuovere questa? Allora, adesso ne approfitto delle balle di Mandas per annunciare la vera candidatura. La persona che rivolterà tutte le coalizioni, non ci sarà più una coalizione in senso tradizionale perché noi faremo con me candidato presidente della regione faremo la coalizione larga e chi non ci appoggia la allarghiamo a tutti. Quindi non è possibile, non riusciamo a contenerlo oggi. Giuliano, invece tu attraverso le tue... Giuliano, lei vuole fare una coalizione? Guardi, l'importante è che lei non sia al mio fianco, io posso competere ovunque contro chiunque, eventualmente, o con chiunque. Però forse tutto il mistero, sapete che ancora non si sa chi è il candidato alla presidenza della regione. Non è che il nostro sindaco di Scrafingio, che magari ancora non ha sciolto la riserva, e magari proprio lei il nome che si nasconde dietro al mistero? Se di sciolta parliamo. No, veramente ci dà senso giocando questa diretta, signor avvocato. Lei gli farebbe piacere far parte di questa coalizione? Beh, direi di sì, visto che... Sia sincero, dica no. Visto come procede... Lei c'ha le sue di coalizione. Parlando col sindaco di G. Lei deve fare sé, lei è una persona istituzionale, lei vorrebbe far parte di questa coalizione allargata o no? Dica la verità. Scusa, qual è la coalizione allargata? Così ci capiamo bene. Quella che ho descritto prima, chi non partecipa le allarghiamo. Allora no, rimango fuori. È peggio, no? Vede che la donna è astuta, prego, la parola al sindaco di Guasila. No, chiudiamo il discorso coalizioni e apriamo il discorso che vuole lei. È rischioso. No, basta coalizioni, passiamo a un argomento... Chiudiamo questa parentesi che è meglio. Io volevo interpellare invece Giuliano perché, come sa bene, attraverso i suoi racconti, attraverso le sue parole, riesce sempre a dare un focus sui paesi che riguarda tradizioni e la nostra cultura. Da poco sei stato a Guasila, ma hai anche visitato Gesico, quindi ti chiediamo soprattutto un disegno, un quadro, se così si può dire, su questi due paesi che ti hanno accolto, dove hai portato le tue canzoni e la tua musica. Beh, vale un po' il discorso di prima. Ognuna di queste comunità ha la sua storia e le sue peculiarità, come accade ovviamente per gli altri paesi della Sardegna. Sono 377
In totale ognuno di questi ha una lingua, ha un abito, un colore, ha un sapore differente, perché anche la cucina vive nelle sue molteplicità e nelle differenze che ne indicano la qualità. A proposito di cucina, voi ne fate una sagra addirittura che decanta una prerogativa, no? di Gesico. Però quello che le mette insieme tutte, e così è stato a Guasila, così è stato a Gesico e oggi a Mandas e poi negli altri posti che abbiamo visitato, è proprio il calore delle persone, perché credo che in tutti questi centri siamo riusciti a creare degli eventi molto attivi e condivisi grazie alla bellezza. Noi alla fine abbiamo fatto solo da collante, ma è stata la gente a creare il vero spettacolo. Domenica scorsa a Guasila, così come a Gesico qualche settimana fa, e così come si ripeterà il miracolo, ne sono certo, fra un paio d'ore qua a Mandas, perché c'è proprio il desiderio delle persone di ritrovarsi, di stare bene, di creare questa bella sinergia. Noi accendiamo la musica, ma chi canta intorno a noi e chi balla è questa comunità allargata. E attenzione, perché noi parliamo di Gesico, Guasila, Mandas, ma qua c'è tantissima gente che arriva dal Campidano di Cagliari, dalla provincia di Nuoro, dalla provincia di Sassari, perché Saboris Antigus è un centro di raccordo dove tutti si danno appuntamento per vivere un'esperienza, e questo è l'aspetto più bello. E io vorrei che si facessero un bel applauso alle persone intorno a noi, perché stiamo parlando di voi e ve lo posso mettere sotto giuramento che quello che abbiamo appena detto è la verità. E intanto si sta muovendo qualcosa, probabilmente l'attesa è finita, no, ci dicono di no. Credo che aspetteremo qui fino alle 16, all'ora dell'inizio dello spettacolo, ma forse sarebbe meglio riaprire una finestra dopo. Decidi tu, Roberto, che cosa fare. Ho visto il sindaco di Scaffinggiu che comunicava, e c'è una notizia che dobbiamo... Aspetti, mi faccia finire la frase. Mi piace prendere il microfono. Va. Adesso le porgo il microfono. Che messaggio le è arrivato? Allora, mi è arrivato un messaggio di cordoglio. Lo prenda. Allora, il microfono, prende il telefonino. No, purtroppo Valeria non può arrivare qui perché sì, è qui a Mandas, è qui dalle 7 del mattino, però in questo momento è impedita, non può venire qui in mezzo alle balle nostre. E quindi sarà tra le sue balle, non lo so, e quindi ognuno sceglie le balle che gli pare. Io ripasso il microfono perché devo andare a deliberare. Cosa deve deliberare? Devo deliberare il pranzo, non è che posso parlare e poi sono anche capo gabinetto oggi, se vuole. Deliberi senza gabinetto, per carità. Paola, io volevo invece, prima di chiudere questo incontro, questa finestra, paesi e comunità che interagiscono tra di loro, qual è la forza e il risultato che si ottiene poi? È una sfida che con Saboris Antigus, ma anche con altri progetti della Trecenta, che abbiamo sperimentato funzioni. Fare rete è una prerogativa che abbiamo imparato ormai a fare. Il risultato è questo, perché comunque Saboris Antigus, come diceva Giuliano, tra l'altro ha una caratteristica diversa da altri eventi, che è quella anche del momento finale dove ci raccogliamo con la musica, la tradizione, e siamo riusciti a fare spettacoli anche in periodo più freddo, nonostante appunto le temperature non siano quelle più indicate per gli spettacoli all'aperto. Significa che stare insieme all'insegna della buona musica è la valvola giusta. Insieme tra amministrazioni poi abbiamo deciso che si può fare di più, e quindi Saboris Antigus ormai ha preso il via, e questa era la 10ª edizione. Siamo sicuri che anche l'anno prossimo sarà un grande successo. Un bel segnale, come diceva lei, al sindaco di Gesico. Ovviamente chiedo un saluto, siamo addirittura d'arrivo rispetto a questa finestra che ci siamo regalati. Tanti sindaci tra l'altro si sono dati appuntamento a Mandas oggi per vivere questa grande festa. Beh sì, i sindaci hanno partecipato a tutti gli eventi di Saboris Antigus, quindi c'è questa consuetudine di incontrarci e condividere il pranzo, insomma un momento di convivialità.
E questo ci identifica anche perché parliamo di un territorio, non parliamo di singoli comuni. Poi ogni comune, come diceva Giuliano, ha la sua identità. Noi abbiamo la prerogativa delle lumache, magari andiamo a Mandas, hanno il formaggio e altre cose, però alla fine il territorio si presenta in maniera unita, ha un'identità precisa e Saporis Antigus sta mettendo proprio in evidenza quello che abbiamo e quello che possiamo dare come territorio. Non dimentichiamoci che stiamo parlando di comuni che soffrono pesantemente lo spopolamento, quindi questo può rappresentare anche un volano per l'economia, insomma, poi l'aspetto culturale che comunque ogni comune cura nelle particolarità. Gesico abbiamo fatto di tutto per avere diversi momenti di condivisione e penso che anche questo sia un ulteriore elemento e non dobbiamo abbandonarlo, perché comunque insomma non è la classica sagra dove uno va, compra le cose e finisce lì. Lo spettacolo, la musica, momenti di condivisione, gli aspetti culturali, l'archeologia, insomma tante cose che messe insieme stanno dando i loro risultati. Grazie anche a lei Giuliano, chiedo a te di chiudere questo incontro, tu sei pronto per questa sera, quindi mi raccomando alle persone che ci stanno seguendo da casa possono anche prendere la macchina e raggiungerci qua a Mandas per fare davvero una grande festa. Giuliano, a te la parola. Sta succedendo di tutto. Sì. C'è una signora tra l'altro che suggerisce che una telecamera si è spenta, è l'operatrice culturale, prego. E ovviamente la signora sarà invitata ad onore questa sera alla nostra festa, perché proprio, ecco, stiamo inquadrando la signora, ecco, la inquadri, è la signora lì dietro la telecamera, Carlo, e lei è l'operatrice culturale. Aspetta, dica, c'è la telecamera spenta? Guardi, sì. E come se ne è accorta? Perché non si vedeva più nella... Ah, perché lei non vedeva dentro la telecamera? No, io lo vedevo prima, adesso è sparito. Si è spenta, grazie che c'è lei. Cristina Tangiano è licenziata dopo questa denuncia pubblica. Ci vediamo tutti alle ore 16 nel grande palco qua vicino. Ci saranno proprio tutti gli artisti che abbiamo annunciato, quindi a tra poco. E viva la Sardegna e viva Sardegna Live che ci ha portato alla vostra attenzione. La Sardegna è fuori dal tempo e dalla storia, è il luogo in cui nascono i colori prima di diffondersi nel mondo. La vita in Sardegna è forse la migliore che un uomo possa augurarsi. 24.000 chilometri di foreste, di campagne, di coste immerse in un mare miracoloso dovrebbero coincidere con quello che io consiglierei al buon Dio di regalarci come paradiso. Siamo il regno ininterrotto del lentischio, delle onde che ruscellano i graniti antichi, della rosa canina, del vento, dell'immensità del mare. Siamo una terra antica di lunghi silenzi, di orizzonti ampi e puri, di piante fosche, di montagne bruciate dal sole e dalla vendetta. Noi siamo sardi.